realtà sono arrivata a Macerata e anche in Italia un po' per caso, perché mi sa che nel 2009 sono stata alla Fiera di Bologna, alla Fiera del Libro per Ragazzi, e lì veramente non avevo ancora tutta questa vocazione di diventare illustratrice, tutto quello, ma avevo visto lo stand della Fabbrica delle Favole e ci ho preso dei volantini, ho chiesto delle informazioni così, perché comunque facevo l'accademia allora in storia. E poi io ho fatto magari un passo un po' diverso anche nel mio percorso degli studi, perché ho studiato un po' il canto e lì ho iniziato a imparare l'italiano. Sono arrivata finalmente a Macerata nel 2011, a ottobre, e ho visto subito che Macerata era un posto speciale per l'illustrazione, per fare l'illustratore, per crescere a un illustratore. Aver scoperto che c'è anche il master e già l'esistenza di questo master e tutte queste persone intorno, anche questo mi ha ispirato molto. Veramente devo dire che la mia specialistica è sempre svolta piuttosto a Macerata che in Estonia. Il primo anno ho studiato lì, però dopo qui, perché qui c'è la possibilità di studiare l'illustrazione, lì una facoltà di illustrazione non c'è. E quindi essere arrivata qui sono andata subito alla lezione di Mauro, perché l'avevo anche già incontrato alla fiera in quegli anni prima, e devo dire è stato molto interessante. Il mio approccio all'illustrazione è cambiato molto ed è cambiato molto veloce, perché prima di essere arrivata, prima di essere venuta qui, volevo piuttosto fare l'illustrazione editoriale ed ero ispirata tanto da quel campo americano, diciamo. Invece qui mi sono avvicinata di più a quell'albo illustrato, quindi il libro per ragazzi. Diciamo che il primo anno qui mi sono occupata di più di imparare un po' le tecniche, perché prima facevo sempre tutte le cose in digitale, sul computer, e qui invece avevo già anche questo obiettivo di imparare a fare i disegni a mano e imparare queste tecniche, anche perché era una buona occasione, che Mauro le insegnava. In tutto il primo anno ho fatto quello, non ho fatto un progetto specifico. Dopo invece ho avuto l'occasione di ritornare a Macerata non più per fare l'Erasmus come ho fatto prima, ma per fare l'Erasmus Placement, quindi una specie di tirocinio che però potevo fare anche sotto forma di ricerca in accademia. Sono arrivata a Buzzati tramite una lezione veramente, perché gli altri studenti stavano facendo una specie di ricerca, un progetto su un altro libro di Buzzati. E io sono andata in biblioteca a vedere vari autori e ho trovato anche un paio di libri suoi. E non so come, ma ho trovato subito questo racconto, La creazione. Stupito proprio, devo dire.
mi sa che veramente non avevo mai letto qualcosa del genere prima, che mi avesse quasi commossa, anche se è un genere, non è un genere che ti commuove in quel senso, però mi commuove comunque, devo dire. È stato molto speciale, io sento che io ho qualcosa in comune con questo autore addirittura. Dopo ho avuto un'altra occasione di tornarci, però solo per 3 mesi, e stavolta dovevo preparare la tesi, sempre per l'Accademia in Estonia. E volevo, magari anche per un possibile progetto editoriale, volevo portare un po' avanti questo lavoro su Puzzati. E quindi ho preso altri 2 racconti di lui, che sono Grandezze dell'uomo e La fine del mondo. Quindi tutto una specie di giro, non so come spiegare, un giro universale, non so, un cerchio, qualcosa così. E quindi ho fatto tutte le illustrazioni in 3 mesi e ora ci sono. Päike paistab, ilm on ilus, meie istume kõik vilus, kured läinud, kurjad ilmad, lumi läinud avasilmad. Lähme aeda hullama, metsa rüppe möllama, tulge õue itsema, mägesid maitsema. Meie päralt metsarajad, miskit muud me ju ei vaja, mulisevad tulvaveed, öösel näitavad meil teed. Kevad saabub, kaste piisa, kuldnokk vormistas tal viisa, jäta kontor, sulge tehas. Che di quello possiamo però parlare, che ho un paio di progetti anche in Estonia. Quindi il lavoro fatto qui mi ha portato dei progetti nel mio paese, che poi è interessante. Ecco, questo ponte è interessante. Anche di andare non indietro, ma Sì, no, bellissimo, va bene. Quindi farò dei progetti là, adesso ne ho almeno 2, poi un altro è in cantiere. E ci sono ancora altre idee, perché più persone mi hanno chiesto se volevo collaborare, così. Mi stanno coinvolgendo sempre di più là, anche se io sono sempre stata qui.